Cari amici concittadini, un cordiale saluto e tanti auguri di buone festività. E anche quest'anno ce lo siamo levati dalle balotte. Che tra l'altro fra grandinate, guerre di qua, guerre di là, la Ferragni che ha fatto quella macacada con il Pandoro. Scusa regia, ma questa è una notizia che Vabbè, comunque è stato un anno veramente difficile per tutti quanti. A questo proposito vorrei ringraziare tutti i miei concittadini veneti, perché l'iniziativa che abbiamo lanciato Fai un fioretto, non bestemare per un mesetto, sta dando degli ottimi risultati. Infatti siamo passati dai 16 milioni e 800 mila bestemmie al giorno tirate in tutto il Veneto di novembre, che se ci pensate bene siamo in quasi 5 milioni, per cui sono circa 3 bestemmie a testa, siamo arrivati, pensate ad oggi, a circa 2 milioni di bestemmie, che sono neanche mezza bestemmia a testa, per cui il risultato c'è e contiamo di arrivare a zero entro il 2027. Diciamoci la verità, noi veneti siamo tutti stanchi di essere additati come i bestemmiatori che tirano porchi dalla mattina alla sera. Ce la possiamo fare. Abbiamo anche speso i soldi della comunità europea per acquistare questo favoloso radar che riesce a captare tutte le bestemmie che vengono tirate in Veneto, anche dentro alle abitazioni. Inoltre, come potete vedere in sovraimpressione, abbiamo questo contometro che riesce a contare tutte le bestemmie rilevate dal radar. I numeri sono in netta diminuzione, ma dobbiamo riuscire ad arrivare a zero, ragazzi. È anche per questo motivo che abbiamo vietato il gioco della briscola nei bar per tutto il mese di dicembre. Perché quando parte il capo con l'asso e l'altro, insomma, viene già un macello. Allora abbiamo per un mese evitiamo di giocare a briscola. Dai, possiamo fare. Ma cosa sta succedendo? C'è un problema, regia. C'è un problema. Un attimo che scusate, sento l'assessore alla cultura. Scusa, cosa sta succedendo che c'è questo aumento improvviso? Sì, Tullio, guarda, sto guardando che mi qua la televisione, mi sta parlando di aumenti di tutto, della luce e il gas, e speriamo anche che non mi aumenta anche le birre, perché io non so, aspetta, guarda che... Sì, ma ragazzi, lo sapevamo già che c'erano gli aumenti, era da mesi che ce lo dicevano. Dai, adesso se abbiamo fatto un mese di sacrificio, mangiamo fuori tutto così, ma porco siete sempre i soliti, allora fanno bene a dire che bestemmiamo sempre.